ci tenevamo entro 6 mesi a depositare questa proposta di legge che adesso avrà l'iter in commissione e poi sarà approvato nei prossimi mesi. Una proposta di legge che vuole dare soprattutto un aiuto a chi si prende cura di un familiare, inquadrarlo all'interno della rete dei servizi sociali, ma soprattutto anche certificare l'esperienza di sostegno e di cura che può essere utilizzata anche nel mondo del lavoro, e questo è un passaggio molto importante che questa proposta di legge fa. Era una scommessa, no? Quella che avevo fatto a sorpresa, l'hanno testimoniato anche gli altri consiglieri al primo consiglio regionale, e ho voluto fare questa proposta, questa scommessa, consapevole del fatto che questo consiglio regionale poi avrebbe capito, soprattutto perché ci sono alcuni temi che non possono essere di destra o di sinistra, altrimenti non ne veniamo mai fuori e non porteremo mai a casa i risultati. Quello dei caregiver è uno di questi. L'assistenza a chi si prende cura di un familiare deve trovare la convergenza della politica. Io da presidente ho voluto far sì che questo accadesse qui in Veneto e dare una risposta a tutti loro. Quello che è previsto oggi è il fondo semplicemente del Consiglio regionale, e quindi è una dotazione iniziale di 1 milione di euro, ma quello che conta è che la Giunta potrà finalmente mettere soldi una volta che queste figure sono certificate. Noi abbiamo messo un plafond di 69 milioni di euro a disposizione dei carichi assistenziali, e anche all'interno di questi 69 milioni potrebbero essere trovate ovviamente delle somme, ma anche garantire politiche di welfare aziendale e lavorativo. Quindi un lavoratore che ha un carico assistenziale e si prende cura di un familiare può essere agevolato all'interno del contesto lavorativo, e anche uno studente. Ci sono studenti che si prendono cura di un familiare e possono superare magari l'obbligo di frequenza e avere dei percorsi agevolati dal punto di vista della presenza fisica. Certe volte con gli strumenti di oggi basta poco, e noi queste soluzioni le dobbiamo dare ai nostri cittadini, e ci tenevo ovviamente a darle in prima persona. Sono stati 2 anni e mezzo in cui questo provvedimento, questo progetto di legge è rimasto fermo, e con l'inizio di questa legislatura è stato sposato anche dal presidente Stefani. Ho voluto costruirlo assieme al gruppo del Partito Democratico perché credo sia il momento di dare voce e forza agli oltre 600.000 caregiver, il dato stimato, che in Veneto si prendono cura di una persona cara per ragioni affettive, un genitore con un figlio fragile, un anziano che magari è accudito dal proprio partner o dai propri figli, o anche un amico, un vicino di casa di cui ci si occupa e che non può badare a se stesso. Io credo che questo esercito silenzioso della cura debba essere rimesso al centro, e questo progetto di legge che oggi firmiamo è uno strumento importante per dare informazione, formazione, supporto psicologico e sostegno e sollievo a chi ogni giorno nel silenzio si prende cura. E io sapevo che il presidente, anche lui, parallelamente a quanto avevo fatto io negli anni passati, si era occupato della questione caregiver a livello nazionale, e quindi l'aver accettato e condiviso questo progetto per poi insieme arricchirlo anche di alcuni aspetti, ad esempio di un tavolo permanente che si occuperà di identificare le criticità e di migliorare l'offerta dei servizi, per me è stato un valore aggiunto di un inizio di legislatura. Credo tantissimo che attraverso l'idea di cura come questione sociale e non domestica troveremo una strada migliore per stare accanto a chi oggi a volte non vediamo e invece deve essere al centro dell'attività politica e istituzionale.